Ciao, tanti di voi ci hanno richiesto un supporto in questo periodo così articolato di ripartenza e siamo ben lieti di affrontare diversi argomenti per poter darti una mano a cercare di ottimizzare il tempo, che oggi è una delle più grosse risorse che hai in questa ripartenza così di corsa, e di azioni e di investimenti budget in forma ottimizzata per ottenere un risultato in una stagione di alto recupero. Gli argomenti che andremo a trattare saranno diversi e tutti si basano su una richiesta che vi abbiamo fatto, quindi siete voi che ci avete informato di quello di cui avevate più necessità. L'aspetto con cui partiamo è basata sul discorso delle offerte. In tantissimi di voi ci hanno chiesto e ci continuano a contattare per che offerte fare in questo periodo e per andare a incentivare l'utente a fare una conversione. Parto con un concetto molto basico che i nostri clienti sanno benissimo, ma ci tengo a riprecisare che per quanto riguarda l'offerta dobbiamo avere il concetto che non si parla di qualcosa che necessariamente è scontato, ma anche semplicemente di una proposta commerciale. Mai come quest'anno le persone, anche che hanno un diverso budget da spendere per le proprie vacanze, faranno attenzione a quello che voi andrete a proporre per la stagione in corso, in quanto sanno e sono coscienti dei deficit che ci possono essere dal punto di vista di vivere la vacanza in piena armonia. C'è da dire che vediamo dei dati che c'è una forte ripresa sia di richiesta che di prenotazioni e questo ci consola perché vuol dire che la gente, nonostante le restrizioni che sono in atto e le grosse fatiche che voi strutture dovete fare per agevolare ma soprattutto garantire una vacanza in sicurezza, la gente è disposta comunque a venire in vacanza. Torniamo però sull'aspetto delle offerte. Le offerte vanno organizzate e contingentate prima di tutto partendo sul concetto della vostra occupazione, quindi dal vostro tableau. Non fate l'errore di farvi prendere dal momento o dalla ripartenza per cui di mettere in offerta qualsiasi periodo e qualsiasi tipologia di unità abitativa o piazzola. Questo perché come sempre abbiamo un approccio sui numeri e sull'andamento delle ricerche dei periodi di vacanza e vi possiamo dire che in questa grossissima ripresa che c'è, le migliaia di telefonate che state gestendo, ma soprattutto anche le difficoltà che ci sono a far convertire l'utente in quanto hanno necessità di tutta una serie di rassicurazioni, vi deve mettere nelle condizioni di mettere fuori delle offerte, delle proposte commerciali che possono agevolare questo aspetto e di conseguenza aiutare la parte della conversione. Partiamo dalla mensilità in cui siamo, ovvero giugno, dove il 90% delle strutture ricettive comunque ha riaperto o riaprirà. Sappiamo tutti che storicamente era il mese della chiusura delle scuole del mercato italiano e questo ci dava la prima ventata di arrivo di clientela. Quest'anno questa cosa è costruita diciamo nella medesima maniera, ovvero le vacanze delle scuole sono ripartite negli stessi periodi dell'anno scorso, ma sappiamo tutti con quello che è successo con dinamiche ben diverse. Ci dobbiamo quindi aspettare un'attenzione di una clientela completamente diversa per quest'anno, basata su periodi più brevi e turisti che si possono avvicinare alle vostre strutture in termini di prossimità. Quindi questo è molto importante da tenere in considerazione per l'aspetto campagne che poi andremo ad affrontare, ma soprattutto per mettere in evidenza quelli che possono essere i plus e per organizzare le offerte di giugno anche nel short time, quindi nel weekend che possa essere giovedì domenica, lunedì domenica, giovedì domenica, venerdì domenica o anche un lunedì mercoledì, perché comunque la famiglia che magari ha ancora le vacanze e che magari vuole ottimizzare anche in spesa budget inferiore è disposta a muoversi in periodi diversi, comunque dargli la possibilità è una strada assolutamente perseguibile. Passando al mese di luglio, che quest'anno forse vuole essere la mensilità per alcuni versi più articolata, quindi più difficile da riempire, perché comunque sappiamo che le tariffe si alzano abbastanza e sulla base di questo anche l'aspetto del periodo di soggiorno. Sull'aspetto di luglio quest'anno bisogna lavorare in forma diciamo leggermente diversa, quindi avere una serie di pacchetti di proposte commerciali o di offerte in base all'andamento di quello che è la vostra occupazione sarà fondamentale. Ricordatevi che tutto quello che andava fatto tendenzialmente in circa 3 mesi, oggi lo state cercando di fare nell'arco di 3 settimane.
per cui è tutto molto molto accelerato. Anche in questo contesto segmentare le proposte commerciali o le offerte in base alla vostra occupazione all'interno del vostro sito con delle proposte dedicate per periodo specifica o per unità abitativa o piazzola specifica, anche questo agevola l'utente a fargli fare una conversione. Questo è fondamentale perché capisco che molti di voi non vogliono avere un elenco di proposte commerciali o di offerte all'interno del proprio sito incomprensibili, e condivido molta confusione, l'utente non lo aiuta poi a convertire. Ma il fatto di segmentare dei periodi e di dargli degli spunti per fargli fare conversione, poi tutti voi siete molto molto bravi a gestirli per andargli incontro o trovargli una soluzione in maniera da farlo convertire. Per quanto mi riguarda, in questo stato di fatto vedo che c'è un trend comunque di richiesta, soprattutto nelle prime 2 settimane di luglio, ad avere una richiesta anche in questo contesto per l'aspetto weekend. Il mio consiglio è assolutamente quello di, se avete occupazione ancora bassa, quindi avete ancora tanta disponibilità, di mettere fuori le proposte per il weekend e di metterle fuori senza remore, nel senso che ricordatevi che un'offerta che oggi pubblicate sul sito, su cui mandate una proposta commerciale al turista che ha fatto una conversione, può avere comunque un arco temporale definito, per cui se la proposta va accettata in 7 giorni, quell'offerta decade, e se l'occupazione si andasse ad alzare in maniera improvvisa, fortunatamente per periodi più lunghi, si può poi eliminare l'offerta dai vari portali o dal sito o dalle pagine social, per poi andare appunto a dire che non c'è più disponibilità. Questo rimane fondamentale perché, ribadisco, stiamo accelerando tantissimo il processo che andava fatto e metabolizzato tendenzialmente in 3 mesi, in 3 settimane, per cui è fondamentale dargli la possibilità di conversione all'utente in maniera più immediata per poi lavorarlo. Per quanto riguarda invece il mese di agosto, vediamo che le richieste e le ricerche sono in aumento, quindi siamo tutti un pochino più, tra virgolette, tranquilli che sia un mese più facile, anche se andando indietro nel tempo ricordiamoci che la prima di agosto è sempre stata, negli ultimi 4-5 anni, sempre articolata da vendere. Questo però io non lo darei per scontato, e anche sul discorso del mese di agosto il mio consiglio è quello di mettere fuori dei pacchetti che magari addirittura possono fare il contrario di quello che può essere un'offerta commerciale nel senso di sconto, ovvero inserire una serie di servizi che avete all'interno della struttura ricettiva, magari anche a pagamento, ma pacchettizzati in modo da facilitare l'utente in termini di conversione, ovvero servirgli la pappa pronta, che sia tutto facile, agevole e che possiate mettere in leva quelli che sono i vostri servizi accessori. Ricordatevi che mettere fuori qualcosa per agosto non vuol dire per forza incentivare la richiesta ad agosto, ma quest'anno come non mai vuol dire tutelarsi una prestazione ad agosto, perché le cose possono comunque, se non hanno talmente particolari, che le cose possono cambiare veramente da una settimana all'altra. Quindi il consiglio è di iniziare a mettere fuori qualcosa anche in agosto, e magari appunto con quella parte di upselling o cross-selling che vi possa permettere di incassare qualcosa in più che magari al banco avreste venduto o sulla base della richiesta del cliente avreste venduto, ma oggi lo pacchettizzate e diventa più pronto per essere acquisito in forma diretta. Chiudendo con settembre o addirittura per le strutture che arrivano a ottobre, il consiglio è quello di probabilmente da un lato aspettare, ma neanche troppo, sotto il profilo del weekend, quindi sicuramente lo short time, che per molti di voi almeno dalla seconda di settembre in poi è sempre stato fatto, quello si può già eventualmente mettere fuori, e il mio consiglio è anche riguardo alla tariffazione di fare una valutazione in base all'occupazione rispetto all'anno scorso, e magari di definire una pre-prenotazione per settembre che possa andare a scadere entro fine giugno, ma di conseguenza anche mettere fuori il discorso dei pacchetti, e come dicevo prima, pacchetti significa pacchettizzare tutto quello che sono i servizi che avete aggiuntivi all'interno delle offerte di settembre, in modo da mettere in risalto quei valori che voi potete avere. Ricordatevi che in tutti questi servizi, in tutte le offerte, quindi che sia uno sconto commerciale, che sia una pacchettizzazione, che sia solo una proposta commerciale, quindi che sia il vostro prezzo di listino, il fatto di mettere in chiarezza quello che sono le restrizioni è molto molto importante,
E cosa è fondamentale? Che se queste restrizioni caleranno come tutti ci auguriamo e auspichiamo, andarle poi a modificare man mano e non dimenticarsi che avete inserito queste cose all'interno del vostro sito o dove avete proposto le vostre offerte commerciali. Ricordatevi una cosa molto molto importante: quest'anno come non mai è fondamentale il vostro fidelizzato, ovvero il cliente che è sempre venuto da voi per la vostra qualità, che vi conosce, che vi ama e che magari quest'anno è titubante data la situazione paradossale appunto che abbiamo vissuto. Qui è fondamentale che comunichiate e comunichiate probabilmente anche con delle offerte, delle promozioni dedicate a loro, quindi da persona a persona, facendogli capire che ci tenete al loro benessere e a far sì che loro rimangano vostri clienti. Quindi su tutto quello che è l'aspetto della vostra clientela fidelizzata, che per fidelizzato si può intendere clientela che è venuto da più di 2 anni, oltre, oppure anche solo frazioni specifiche per persone che sono venute anche solo un'annualità negli ultimi 3 anni, è fondamentale andarglielo a comunicare. Altro consiglio che vi do è di trattare quelle persone che vi hanno fatto una richiesta di informazione soggiorno, quindi un lead o un prospect che ha mostrato interesse verso di voi, e andargli a comunicare tutta una serie di valori aggiunti che potete avere in termini di vacanza, perché comunque una persona che vi ha visto, vi ha fatto una richiesta di informazione soggiorno, e anche se non è alla fine venuta da voi, è una persona che ha manifestato interesse. Quindi è sicuramente più facile da convincere rispetto a un nuovo potenziale cliente. Questo è fondamentale perché lavorare su un pubblico, diciamo, sicuramente sul fidelizzato più caldo o sui prospect lead comunque già con un potenziale interesse, diventa più agevole in termini di conversione. In tantissimi ci avete anche chiesto cosa fare sotto il profilo della tariffa, quindi sullo sconto effettivo. Viviamo un anno veramente particolare e purtroppo stiamo vedendo cose brutte, mi sento di dire, in termini di tariffazione. Ci sono strutture ricettive, spesso non plein air ma a porte chiuse, quindi parlo di hotel, agriturismi, residence e via dicendo, che stanno scontando tantissimo per cercare di aumentare la capienza. Questa è una visione che va fatta su ogni singolo caso, quindi è chiaro che se la vostra occupazione è al 10%, è probabile che ci sia un competitor nella zona, per me la zona vuol dire un raggio di 30, 40, 50 km, che possa darvi fastidio in termini di tariffazione. Qui il mio consiglio è di fare un controllo accurato di quelli che possono essere i competitor e di tenerli monitorati. Attenzione, io quando parlo di competitor non parlo della struttura ricettiva plein air che è a 300 metri dalla vostra, ma parlo di tutta quella che può essere il mercato, perché se voi oggi avete una serie di valori aggiunti in termini di strutture plein air per dimensioni, per spazi e per diciamo, libertà di movimento in termini di vacanza, c'è chi questa cosa non ce l'ha, quindi parliamo delle strutture verticali o dell'hotellerie, e spingono più su altri valori e spesso rivolti alla parte di tariffazione. Di contropartita, se all'interno dei pacchetti delle proposte che voi fate mettete in evidenza, come dicevo prima, questi che sono i vostri valori aggiunti e sono i valori aggiunti del nostro mercato, le persone le terranno in considerazione, perché il lockdown o comunque diciamo la pandemia l'abbiamo subita tutti a 360 gradi. Concludo questo aspetto delle offerte e dei pacchetti con un inciso molto molto importante: mai come quest'anno le persone appunto staranno attente al contenuto e a quelli che sono i valori aggiunti di una vacanza, con una serie di restrizioni che saranno obbligatorie per tutte le strutture ricettive. Noi del turismo plein air abbiamo una serie di vantaggi importanti, che sono gli spazi, che sono le dimensioni, che sono i punti di appoggio, che sono l'attenzione al cliente per organizzazione, e bisogna queste cose metterle in evidenza, perché se attraverso offerte e promozioni con delle pagine dedicate si andranno a spiegare questi valori, anche il cliente che fino a prima non ha mai pensato di venire in Camping Villas potrebbe essere interessato e quindi un potenziale nuovo pubblico si potrebbe aprire. Questo ricordatevi che è fondamentale, perché una serie di cose che tutti sappiamo perché siamo di questo settore addetti ai lavori, che per noi sono scontate, come le dimensioni a metro quadro per persona, ricordatevi che per una persona che fa tutt'altro mestiere e non conosce il mondo campeggi e villaggi nel mercato italiano ma anche nel mercato europeo, sono informazioni preziosissime che possono incentivarlo a fare una conversione. Spero che questi consigli ti siano stati utili e rimaniamo disponibili per qualsiasi cosa possiamo fare per aiutarti a svalicare quest'anno molto difficile.
Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!